Buonasera a tutti, sono Alessandra di Amanca Indipendenza. Mi manda qua l'organizzazione per fare un generale saluto a tutte le persone, alle organizzazioni, singole associazioni che hanno deciso di impegnarsi all'interno di questo comitato. Amanca Indipendenza in questo momento è impegnata da Semini con col terzo dei suoi 5 incontri sul nucleare che sono stati organizzati nelle ultime 3 settimane. L'indirizzo che noi vogliamo e continueremo a portare avanti è quello di leggere la questione nucleare in Sardegna come un atto di colonialismo da parte dello Stato italiano. Per questo Amanca pensa bene di venire oggi per fare chiarezza, perché è giusto fare chiarezza, visto che a Santa Giusta abbiamo proposto un argomento di dibattito, che era un dibattito di linea che doveva avere questo comitato. Parliamo di linea politica, la pratica viene sempre dopo la condivisione della linea politica. Amanca Indipendenza aveva chiesto che questo comitato si chiamasse Comitato contro il nucleare per la sovranità e per l'autodeterminazione del popolo sardo. Cosa differenzia la lotta del nucleare in Sardegna dalle altre lotte? Lo differenzia un'unica cosa, lo differenzia che questa lotta, se si volesse, visto che si parlava di unità dei sardi, che questa lotta veramente potesse essere uno dei primi tasselli per esprimere sovranità. La sovranità però si esprime dichiarandola, non si esprime a Sacua, si esprime dichiarandola. E dichiararla significa non attivi meno attivi, no, più attivi, meno radioattivi, più sovrani e meno sottomessi. Questo potrebbe essere uno slogan per il comitato che Amanca Indipendenza voleva discutere con queste parti. Quindi noi abbiamo già pronta una nostra campagna fatta di incontri, abbiamo manifesti, siamo a disposizione anche per fare delle iniziative in comune con il comitato. Però al di là del fatto che la nostra non era un'adesione ma era un contributo al dibattito, Amanca vi augura buon lavoro, ovviamente spera in un'ultima riuscita del referendum e vi propone, se vi volete chiamarci per ridiscutere l'impostazione stessa della chiamata del popolo sardo, un referendum dove debba esprimere la propria possibilità di autodeterminazione.